Amico di Dio? Ah, sono Fabio. Fabio da dove? Da Padova, da dove? Dio boia. Bene. Ascolta, che sei all'Arella? Ma sei una via col moroso? Ah, col moroso? Ah, Dio porco madonnaccia. Beh, senta, che ti dica qualche ora tornerà? Ma sta via stasera. Che arroia, porco Dio. Ma ascolta, ma Dio, cango da parlarmi. Ma sarà il moroso, che sto fuori che parla. Ma se sua mamma è? Sì. Ah, va bene, dai. Che dica quando torna? Quando è che torna domani? E tornerà stanotte, non so. Stanotte che ora? Non so. Ma come non sa, Dio, canto su fianco? Non so, comincio a letto, Vabbè, insomma, siamo a 4 di notte, posso? Disturbo. E 4 di notte, tu disturba? Ma amico, da parlare che entro 24 ore. È presente come nel film, Dio, che sennò muore tutti. Mi scusa, è educato se io parlo così. Vabbè, ma sono incazzato, ho capito. A me che qui ma io, me che qui che puttana. Ma io. Dio porco. Ma io. È una varanga, lasca e arroia. Perché mi ha denuncio Sofiola, che ho capito. Mi denuncio. Pronto, buonasera. Buonasera. Che sei l'Arella? No, non è ancora in casa. Che sei signora, sua mamma? Sì. Se mi passito. Pronto? Pronto? Pronto, signora? Dica. Sono quello del prima del Maion. Ma stai attento, adesso qua ti dice scuse qua. E allora erano là, tu Maion, guarda che sei taglio, sai? Ma mio ragazza paea, mi aveva detto mio amico. Cosa? Mi aveva detto mio amico che mio ragazza paea. Io guardo la pa? Mio ragazza pa. Come c'è pa? Mio ragazza paea al Maion, mi aveva rubato. Mi fiore, e guarda che io se taglio mi fiore, guarda che... Ma Sofia sei una ladra? Una ladra? Beh, denuncia per una ladra. E sta attento, adesso mi faccio a sua mamma, puoi sbagliare tutto. E va a dire così, che io sei una ladra, che lavo mia roba, e vinto niente, e qua ma io in non sei, membri a tinta colore che non comincia. Che sei, Maion, si compagna del tuo fianco a te? No, io non so compagno del fiore. Sì. Perché, stai attento. Eravamo in 3 persone quella sera là. Quando siete io a buttare via? Però 2 settimane fa. In dove? A casa di un mio amico. Un caso è serio? Eravamo Marco e Sofiola. Ma se mi chiedono se sei in insieme col moroso? Ma cosa c'entra l'amoroso? Non puoi trovarsi a casa di un tipo, di un ragazzo, anche senza amoroso. Ma da quando? Da domenica? Se sabato sera. Sabato sera io va via sempre col fidanzato. Si vede che sera là non si andava via col fidanzato. Ma stai attento, se mi torna, adesso vieni qua. E via, non fare tempo. Se mi chiede, intanto stai attento a un'altra cosa. Se il maglione mi torna donna onesta, se il maglione che sei, io che avevo visto qui, ad sbagliare, mi aveva tutto, ma e mi dica che finta come che sei, che cosa che io manco io, sì? Che finta sei? Ma guarda, nascosto il maglione. E no, cosa fare? Far niente, far venderlo, che cazzo ne so mi? Ma sta attento, guarda che mi sia la mia bisogno di maglioni, sai? Ma che cazzo ne so mi se Sofia ha bisogno no dei maglioni? Lo rubare che sera là. Rubarla? Lo rubare perché eravamo ragazzi, che spiego, eravamo in 3. Sì. In dove? A casa del mio amico. Del mio amico come si chiama? Marco, dai adesso sto... Insomma, spiego, insomma, che sono che sta possibilità, che sono sta possibilità. Sì. Para, non so, para. Dio paolo. E ma chiamando tanto va chiamando, perché sei un maleducato. Intanto, come non conosco... Ma mi del solito che dico non bestemmio mai, però guarda, in corso in Cassan Nero. Bisogna successa un'altra roba e roba quando si accumula si inizia a bestemmiare. No, ma scusa, adesso... adesso non mi fa parlare, bestemmio ancora di più. Ma stai attento,
se vinto mi si vuole che ha buttato via il maglione che dice che sta una ladra. Che... Io dico? Che io dica sì. Anzi, che telefono mi fa stanotte quando torna verso 3, 4. Notte dormiamo. Mi dispiace, venga qua in giornata. Va bene, vado là domani. Domani, state via perché vai in montagna. Tanto che lo dica, sì. Fate età a parte per la montagna, no? Cosa? Fate età che parte per la montagna. Io non potevo mica stare a casa. Staroia, Dio boia. Mi dispiace? Signora! Mi dica. Ora, io no, quella sera là. 2 settimane fa, sarà sabato, che dico adesso, mamma, sì. Mi fa anche dispiacere parlare con lei in questo modo, però veramente mi fa girare i coglioni. Sono ladra anche a me, insomma, a me non mi interessa. Vabbè, ma può capitare, mi capisco che in un attimo così, che chi era magari in fettin bevua, che sera là, per rubare il maglione. No, non beve, dico, mi era fettin brida, non so se che bevuto o fumare qualcosa. Se che bevuto o mi fiora? No, mica avevo fumato. Non so se si fosse fuori a Caia, perché poi robe che aveva fatto, secondo me era fuori a Caia. Comunque che sera là, io avevo combinato così con questo mio amico, così, sa come si fa tra amici. E insomma, alla fine, mi gazzava il maglione. E stava dentro, io ho detto il telefono da casa. Sì. E mi dà il numero del telefono, semplicemente di casa e di telefono. Va bene, 78. Aspetta. 38. Non stia un attimo. 78. 78. 38. Sì, e dopo? Cagare la penna. Sì. Scriva, mi raccomando. 95. Va bene. 95. Famiglia? Come si chiama la famiglia? La famiglia? Cognome? Donatello. Donatello? Sì. Va bene. Ascolta. Come sei il numero? 78. 78. 38 95. 38 95. Evidentemente, sta attento. Siamo in casa stasera. E gli dico che il telefono è che, perché anche notte, se è fin di notte, non conosco. Signora, ma mi non so neanche se mi telefona quella là, dirà che non conosco, cosa ho avuto che venga a dire che mi cazzava il maglione. Stai attento, ma sei sicuro che mi signora ha fatto stasera? Perché? Sì, sono sicuro, perché adesso vi spiego. Sì. Che sera là eravamo in 3. E insomma, Sofia è arrivata. Che 15 giorni fa? 2 settimane fa. E che ora? Che ora? Di sera, dopo cena. Dopo cena? Ma sei sempre col moroso sola? Ma dopo sei venuta là. Col moroso? E non si stava a preoccupare. Col moroso? No, la accompagnata là al moroso. Sì, dai. E ora? E ora siamo, stai così insieme a Ea, un'oretta, non so quanto. Sì. Siamo stati, sì, 2 orette. E insomma, dopo, alla fine del tutto, ragazzi, non vi era più il maglione. Siamo rimasti in casa, me e sto mio amico. E dopo mi là cerca il maglione per tornare a casa, non l'ho più trovato. Ma stai attento, se io l'ho visto questa settimana, poi dire una ladra. Perché tu dici... Chi può averlo tolto? Ma stai attento, signore. Mi scusa, io non conosco niente. Io vado dei famiglie, perché manca roba che uno non vede. Non puoi giudicare una persona che è un ladro, che è una giudicata lì, che sono una ladra. No, che io penso perché se io non avessi soldi, scusa, sai? No, non so cosa dire, perché Marco l'ha vista che ha tolto un maglione, però non sapeva che era il mio. Sai, era fiattì fuori che io non si era reso conto che era il mio maglione. Perché se la poi nuda perché tu sei il maglione? Cosa? Se la poi nuda. Era? Sì. Nuda, così, sta come che sei. Ma stai attento, ma se mi chiede che avessi sbagliato, adesso mi dico, io prometto così. Voi che mi dici che la roba non avessi visto, appunto che dico che avrà ascolto in garage. No, stai attento che avessi tutto. Mi faccia il favore, vada a vedere se sei in garage il maglione. Ma che colore sei? Non c'è neanche. Sei viola, sì. Viola? Sì. Io non ho mai visto. Mi ha costato anche un patrimonio perché sei Armani. Ma stai attento. Mi ha regalato a Natale mia mamma.
Beh, questo adesso mi va, se adesso c'erano che prometto e domattina va via qua. Quindi adesso io mi filo di telefono, mi fermo in casa, che va e ladra, non credo che se l'aria porta a casa che sia una ladra. Non si fa bene che uno sia una ladra che porta a casa. No, perché secondo me da come si va comportando anche che sera là, non sai che Sofia sia una cosa tanto seria. E ora se ne vaca? E ora se ne troia? Sì, se la troia, insomma, troia, se aveva voglia, cioè, non so neanche a me. Comunque c'è anche ladra oltre che troia. Non va bene. Eri. Pronto? Pronto? Ascolta, che cosa sei questo qua per ladri, per troie e questo stato? Oh, magari rubare un maglione? Magari rubare un maglione, che si do fratello? No, sono fame. Vabbè, magari rubare un maglione. Te la rubavano in dove? A casa del mio amico. Dai al tuo amico? Sì. Ascolta. Mi fiera che la qui a nulla. Se la qui a nulla come che ti hai detto? Sì, insomma, così, dai, si è gattato un maglione, così. Comunque qua amico il numero di telefono su. Tutto quanto. Adesso stasera, ma non mi telefono a casa. No, non ti telefono, mia telefono, tu mi telefono i crediti miei che vengono. Perché ti ho detto contro mia moglie che è una ladra, mi ha trattato a me che è una puttana. No, se sua moglie che ha detto ora sei una vacca, non so mica sta mia a offenderla. Io ho detto solo che sei una ladra. Comunque, con orientale non ne parliamo. E dopo decidiamo qualcosa, va bene? Magari se va a controllare in garage, non so, in soffitto, in cantina. No, non mi sia, quello che era, porta dentro, non si porta via niente. Se sua moglie mi ha detto che quando lava la roba non la trovava, vuol dire che la sconto. Che lo sconto in dove? In dove, che ne so, mi. Comunque, io il numero di telefono ne parleremo. Allora mi chiama stasera, mi raccomando, Mi raccomando, mi chiama stasera. Sabato? Mi chiami stasera? Non so che vieni a casa. Vabbè, cosa c'entra? Se lo cerchi, non so. Mi chiami stasera entro il 4. E il 4, insomma, domani mattina, diciamo. Sì. E se poi io, un uomo compagnia che se chiamassi il 4 domani mattina, che ti imbriaco. Perché mi parto. Perché parti? Ma ti devi partire 4 ore, ti certo. Scusi, ma come si offendere anche io, come sua moglie? Ma Dio, porco, ma che famiglia sei che ha le troie, le vacche, le embriagoni? Ne parleremo, credo. Ma vai figato mare, vai là così, un punto sul culo, tutti quanti, se non mettere fuori sto maglione. Comunque per strada rinuncia. Ma vai in culo. Però? Vabbè, mi sta stasera, mi raccomando. Sì. Non ne parleremo un altro giorno. Ciao.